Buongiorno a tutti, tra poco raggiungeremo la località di Spotorno per una puntata speciale Il bello e il buono di Genova e della Liguria. In questa puntata andremo a intervistare alcune persone dell'associazione della Lega Navale di Spotorno e dell'ospedale Gaslini di Genova con questa straordinaria iniziativa a favore dei bambini diabetici e oltre a loro protagonisti ci saranno proprio i cani di salvamento. A tra poco con le interviste e i video. Buongiorno, siamo alla Lega Navale di Spotorno. In questi giorni stiamo facendo il Sail Camp 2023. 5 anni che noi siamo qua con l'ADG Genova e l'Istituto Gaslini di Genova. Offriamo la possibilità ai ragazzi con problemi di diabetologia la possibilità di divertirsi presso la nostra sezione. Io sono il dottor Minuto del Gaslini di Genova, lavoro nella diabetologia dell'istituto e insieme all'Associazione Diabete Giovanile di Genova sono più di 20 anni che organizziamo campi scuola dedicati ai bambini affetti da diabete tipo 1. Diabete tipo 1, lo ricordiamo, è un tipo di diabete che prevede controlli e numerose somministrazioni di insulina al giorno. Per noi queste attività sono fondamentali per rendere questi bambini che partecipano al campo, che ricordo hanno dai 6 ai 10 anni, autonomi nella gestione della patologia. Questo in un contesto come quello della Lega Navale di Spotorno, con un contesto marino fantastico dove riusciamo ad associare attività diciamo di spiaggia, attività di vela a quello che è l'attività educativa che noi medici dobbiamo dare ai bambini e alle famiglie che sono a casa e da casa partecipano attivamente vedendo le foto e i video dei loro figli e si rendono conto che un bambino con il diabete può tranquillamente condurre una vita assolutamente normale. Sono Matteo Visca, sono dell'Associazione Diabete Giovanile e noi ci occupiamo soprattutto in ambito del Gaslini di appunto organizzare questi campi scuola per permettere ai bambini di trovare la loro autonomia, di stare tra di loro, di capire che non sono le uniche persone con questa patologia ma che ci sono tanti altri bambini come loro e cerchiamo di fargli fare un po' tutti i tipi di attività, dalla vela ai cani. Quest'anno sono 40 anni di associazione e sono 40 anni che appunto l'associazione si occupa di fare lotte per i diritti delle persone diabetiche e cerchiamo di far sentire tutti un po' a casa. Tutti gli anni ovviamente cerchiamo di cambiare bambini, ci sono sempre nuovi esordi, nuove esperienze da fare e questo è soltanto uno di alcuni campi che noi organizziamo tutti gli anni per appunto tutti i bambini con queste patologie. Facciamo campi per bambini, per adolescenti e l'associazione in generale si occupa appunto di tutelare questa categoria. Abbiamo fatto questo intervento con i bambini, questa giornata, dove abbiamo spiegato loro l'importanza dell'essere un cittadino attivo, del conoscere il loro ruolo come cittadini, di sapere quale numero chiamare, il 112 in caso di emergenza, quindi l'112, saper fare una telefonata, saper sbloccare un cellulare che dovesse essere bloccato, quindi per riuscire a chiamare in ogni caso i soccorsi. E poi abbiamo parlato dell'importanza di descrivere una situazione, capire se la persona sta realmente male, capire il caso peggiore, cioè una persona che non risponde e non respira,
e saper, se la sentono, intervenire, quindi iniziare magari un piccolo massaggio cardiaco o comunque indirizzare in ogni caso i soccorsi nel modo più efficace possibile.